parola per la commemorazione ufficiale il dottor Lorenzo Capovilla, presidente dell'Istituto della Storia della Resistenza della Società Contemporanea della provincia di Treviso. Signor Sindaco, autorità civili e militari, associazioni combattentistiche d'arma, cittadini di Vittorio Veneto, città medaglia d'oro della Resistenza. Celebriamo oggi a Vittorio Veneto e in tutta Italia l'anniversario della liberazione del nostro paese dall'occupazione nazista e ricordiamo insieme la fine tragica e ignominiosa del regime dittatoriale fascista che l'aveva sostenuta. Lo facciamo con cerimonie rievocative che avvengono a 60 anni di distanza da vicende che possono sembrare lontane nel tempo, ma che non hanno mai perso la loro attualità perché hanno lasciato un segno indelebile e profondo nella storia di tutta la seconda metà del Novecento e sono ancora vive nella memoria di tanti cittadini della nuova Italia democratica. E non potremo comprendere fino in fondo il significato della ricorrenza del 25 aprile se non la considerassimo punto di arrivo di un'altra data che segna l'inizio dei 20 mesi più tragici e drammatici della nostra storia. Quell'8 settembre 1943, che non è stato, come qualcuno ha detto, il giorno della morte della patria, ma la data che connota la fine ingloriosa di ogni sogno di potenza imperiale dell'Italia e l'inizio di una grande catastrofe che si va consumando con lo sfascio delle strutture militari, civili e politiche, così ben evidenziate dalla fuga del re e del generale Badoglio da Roma, l'abbandono della capitale a se stessa, lo sfacelo degli alti comandi che si eclissano senza un piano per fronteggiare la prevedibile reazione e vendetta dei tedeschi contro quello che essi consideravano l'inetto e disprezzato alleato che li aveva tradito. Tanto che pochi ma ben determinati soldati del Reich mettono in fuga e catturano sui vari fronti migliaia di soldati italiani e li riconducono inquadrati ai treni per la Germania. Mentre nel resto d'Italia si impadroniscono degli arsenali, occupano i porti e le postazioni strategiche, dilagano dappertutto, anche nei piccoli centri, terrorizzando intere popolazioni. Saranno oltre 700.000 alla fine i militari italiani arrestati sui vari fronti e trasferiti su vagoni piombati in Germania, Austria, Polonia, dove daranno prova di grande dignità e alto senso della patria, sottraendosi nella quasi totalità alle lusinghe dei gerarchi fascisti che li volevano in Italia combattere nuovamente a fianco dei tedeschi. Nei loro confronti, segno di estremo disprezzo, nemmeno si vorranno applicare le normali condizioni di prigionieri di guerra e dovranno passare i lunghi, disperati 20 mesi di prigionia, privi delle più elementari misure di assistenza e di conforto. Quelli fortunati che poterono tornare ne rimarranno segnati nella psiche e nel fisico per tutta la vita. Ad essi si aggiungerà l'ancor più tragico destino dei 45.000 deportati nei lager di sterminio per motivi razziali, politici e religiosi, in particolare di ebrei e gli uomini e le donne dell'antifascismo e della resistenza. La tragedia nell'Italia occupata dopo l'8 settembre si evidenzia ancor più quando la popolazione si accorge che le strutture istituzionali e gli apparati statali cessano di funzionare e l'unico riferimento che domina la vita quotidiana è la legge della forza. Un disastro più grave di Caporetto, perché ogni mancanza di riferimenti civili avvilì chi non vide altro che una irrimediabile devastazione dell'Italia come nazione, che spiega come una parte della popolazione abbia accettato e subito la Repubblica di Salò, perché in cerca di sicurezze, di identità, di continuità. Ma che altri, i patrioti della Resistenza, videro come promettente aurora di una nuova Italia, che spingeva a scelte radicali di riscatto, una nuova Italia che tanti antifascisti avevano previsto e auspicato, una nuova Italia, dubbio e tormento inquietante, contraddizione drammatica nel momento della scelta, come ci ha testimoniato un reduce dalla disgraziata ritirata di Russia, poi comandante partigiano e grande testimone della Resistenza, Luc Revel.
La guerra continua, aveva gridato all'indomani del 25 luglio a Cuneo in piazza Vittoria il giovane avvocato Tuccio Galimberti. La guerra continua, ma contro i tedeschi. Dopo l'8 settembre molti raccolsero quel grido. Lo raccolsero le forze politiche che diedero vita il 9 settembre il Comitato di Liberazione Nazionale per chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza e per conquistare all'Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni. Lo raccolsero a Roma a Porta San Paolo i civili che imbracciarono le armi e si unirono ai militari italiani contro l'invasore. Lo raccolsero nelle città e sui nostri monti alcuni giovani ufficiali sfuggiti all'internamento che cercarono di organizzare i militari sbandati e di dar vita, unendosi agli antifascisti, alle prime formazioni partigiane. A Cefalonia la divisione Acqui combatté per libera scelta contro i tedeschi, finendo distrutta e massacrata dagli ufficiali superiori all'ultimo soldato. Altri scontri a Barletta, Piombino, ai confini con la Francia, nei Balcani, a testimoniare che non tutto era perduto e che la resistenza di una parte dei militari anticipava la resistenza successiva dei partigiani. Altri combatteranno al fianco degli alleati, inquadrati nel corpo italiano di liberazione che avrà il suo battesimo di fuoco in dicembre nella battaglia di Montelungo, conquistando così all'Italia la sua posizione di nazione antifascista. Altri ancora purtroppo continueranno a combattere con i tedeschi anche prima della Costituzione della Repubblica di Salò. Intanto lungo tutta la penisola aveva inizio una gara di solidarietà delle famiglie italiane verso i soldati smarriti e fuggiaschi, che ricevettero cibo, vestiti e rifugio, quasi che solo nel momento in cui si spogliavano della loro divisa trovassero la comprensione dei civili così a lungo inutilmente cercata dal regime fascista in sfacelo. Sono vicende ancora vive nella memoria degli italiani. Come è vivo il ricordo dell'aiuto dei macchinisti delle ferrovie che rallentavano la corsa dei treni per permettere la fuga di chi veniva internato e deportato. Questa era la resistenza civile, con le donne in prima linea a dare avvio alla resistenza armata che nei mesi successivi si sarebbe estesa a tutto il territorio occupato dai nazisti. Una resistenza che ogni anno ricordiamo sul Grappa, sul Cansiglio, a Piancavallo, quando rievochiamo i tragici rastrellamenti dell'autunno del 44, con la loro scia di giovani fucilati e impiccati nelle piazze e lungo i viali dei nostri paesi e delle nostre città. Oggi ricordiamo i giorni della liberazione, il 25 aprile di 64 anni fa, a seguito dell'ordine di insurrezione proclamato dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, Milano veniva liberata e nelle principali città e un po' in tutti i centri grandi e piccoli del nord gli insorti procedevano con grande coraggio, con scontri strada per strada, quartiere per quartiere, al disarmo delle truppe naziste e all'arresto degli ultimi fascisti repubblichini. A distanza di un giorno, il Corpo Volontario della Libertà del Veneto impartiva a sua volta da Padova l'ordine di insurrezione e scatenava l'attacco decisivo, coinvolgendo i piani delle colonne tedesche e anticipando la lenta avanzata degli alleati. A Vittorio Veneto, il 25 aprile del 45, è ancora un giorno di guerra combattuta in tutto il territorio della provincia. Proprio durante la giornata del 25 aprile, il comando divisione della Nannetti diffonde tra i garibaldini l'ultimo comunicato sulla situazione militare locale. I comandi tedeschi abbandonano la nostra zona. La brigata nera mobile si prepara a fare altrettanto. Non dobbiamo permettere che i nemici nella loro fuga portino con sé il nostro patrimonio. L'ordine di entrare in azione viene dato dal quartier generale alleato alla sera alle 9:30 del 27 aprile e il mattino successivo i garibaldini scendono in massa a valle e vanno a occupare via via tutti i centri abitati e procedono all'eliminazione dei presidi nemici. Si mettono in movimento i reparti della Fratelli Bandiera che scendono dall'Alpago e si dirigono verso Ponte delle Alpi. La brigata Caioli del Cansiglio si dirige su Fregona e arriva in Valle Alpisina a occupare gli impianti idroelettrici della valle. Tra il 28 e il 29 aprile
tutti i reparti della Nannetti sono dislocati lungo la valle del Piave, la Ponte Vana e la Lemagna a sud di Vittorio Veneto. Vengono avviate trattative con i comandi tedeschi in rotta, i quali vogliono passare a tutti i costi e minacciano di cannoneggiare la città. Interviene nella fase della capitolazione con una sua mediazione il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Zaffonato, e alle 20:45 del 28 aprile il comandante tedesco del Lazareth firma la dichiarazione di resa.